Buongiorno da Loreo, siamo nello studio del sindaco Morino Gasparini, nonché presidente del parco, e siamo a fine anno e ne approfittiamo, sindaco, sia per gli auguri e per fare un bilancio del 2023, parlando anche delle prospettive del 2024. Come l'amministrazione, come anche un singolo cittadino, una persona qualunque, quando si va verso fine anno, quando c'è il Natale, si fanno un po', chiamiamola, la resa dei conti dell'anno, perché ci si approccia a chiudere l'anno in maniera del calendario, ma è anche un po' un tirare una linea e dire cosa è successo quest'anno, cosa possiamo fare nel futuro. Quindi è un po' un resoconto che si fa a tutti i livelli. Noi come amministrazione stiamo facendo anche noi delle riunioni qui in sala consigliare per fare un po' quello che è il punto della situazione, come si suol dire, e anche guardare avanti, soprattutto guardare avanti per la nostra popolazione e cercare di avere anche un occhio lungimirante per quello che sono sì i bisogni sotto il punto di vista sociale, ma soprattutto anche i bisogni sotto il punto di vista infrastrutturale, perché non dobbiamo mai perdere d'occhio che comunque il mondo cambia velocemente e bisogna, chi è deputato ad avere delle responsabilità di decisione deve anche comunque avere un occhio che guarda avanti per poter aggiustare, come si suol dire, aggiustare il tiro il prima possibile. E quindi si fanno un po' queste considerazioni che hanno diversi step, diversi, chiamiamoli, tempi di esecuzione, ma comunque il sindaco e l'amministrazione non devono mai perdere di vista quello che è l'obiettivo, quelli che sono gli obiettivi per la nostra comunità. Ecco, importante città di Loreo, sottolineo città, visto anche per la storia, nonostante sia un paese piccolo. Quanti abitanti avete? 3.350 adesso. Però avete una zona industriale importante. Certo. Parlavamo prima fuori onda di una grossa realtà che nascerà, la malteria. Prenderà piede e inizieranno veramente i lavori nel 2024 e quindi sarà una grossa opportunità per tutto il territorio, anche fuori dal comune di Loreo, perché comunque è un indotto sano, un indotto che crea occupazione diretta di quello che è la struttura dell'impianto, ma che crea anche un'occupazione indiretta, perché comunque l'azienda, ne abbiamo fatto una conferenza stampa l'anno scorso, eri presente anche tu, e l'azienda intenderà comunque riqualificare e rivalutare quello che è anche il prodotto agricolo del territorio, quindi attraverso una filiera corta che è quella del prodotto dell'orzo, anche andare a valorizzare il nostro territorio, i nostri agricoltori, il nostro mondo agricolo, che è un'eccellenza a livello nazionale. Tra l'altro nei numeri si parla di un centinaio di persone impiegate all'interno dell'azienda. Ricordiamo che una branchia della Adriatic, che è un'altra grossissima realtà di Loreo, e poi si parla di 10-15 mila ettari che verranno perlomeno nel nostro territorio. Per questa produzione qua, sì. Quindi questa è già una bella sfida ed è già un bel biglietto da visita per un 2024. Assolutamente, perché comunque creerà e sarà senz'altro, come dicevo prima, un indotto sano che può fare veramente la differenza anche su un territorio importante come il nostro. Con lei, sindaco, non possiamo non parlare del parco. Certo. Quanti anni è che lei è? 4 anni. 4 anni. Sì. Un bilancio veloce di 4 anni di questo parco. Le produzioni, il PNRR è quello che ha sconvolto un po' il trend, ma comunque in maniera positiva o negativa? In maniera positiva, perché comunque ci ha dato del lavoro da fare, del filo a torcere sui tempi, perché non possiamo non nascondere che abbiamo dovuto correre su questo. Tant'è che quest'anno è arrivato anche in forza anche il direttore, ma proprio per iniziare a mettere a terra tutto quello che le imposizioni dei tempi a livello europeo, poi ministero ci ha dato, perché visto l'arrivo dei soldini del PNR e PNC abbiamo dovuto sottostare a una tabella di marcia molto molto stretta, che tutti quelli che hanno avuto il finanziamento di queste linee di finanziamento hanno dei tempi da rispettare, delle incontrazioni da rispettare, che vanno comunque concluse il 26. Ce l'avete fatta? Noi siamo nei tempi, però abbiamo altre sfide importanti anche nel 2024, anche perché nel 2024 inizieranno le opere, perché 2024-2025 le opere, 2026 l'area di incontrazione. Quindi come parco fare il punto della situazione, si è partiti anche qua, come dicevo, anche come sindaco prima, si parte avendo e si deve avere il punto della situazione di volta in volta, ma avere anche con un'altra misura l'obiettivo che è quello dello sviluppo turistico, che il nostro territorio è pronto, e è solo lì che deve dire facciamo in modo che possa essere
messo a terra, messo a lavorare tutto quello che è le nostre opportunità, le nostre eccellenze che sono nel territorio. Pesca, e anche se la pesca in questo momento sta vivendo un periodo di crisi a causa del granchio, però a tutti i livelli tutti stanno pensando e cercando di capire qual è la soluzione da trovare per questa ormai epidemia del granchio blu, perché sta veramente mettendo in crisi il settore della pesca nostro, che è un settore fondamentale per il parco, ma per tutta l'area del Delta del Po. E l'agricoltura, che sono i due cardini dove noi abbiamo sempre parlato e abbiamo sempre messo sul tavolo quelle che erano le due linee del primario sul territorio, perché insieme fanno turismo. Perché abbiamo capito in questi ultimi 10 anni che eccellenze della pesca e eccellenze dell'agricoltura messe sul tavolo, messe a disposizione dei turisti, fanno sì che il tutto sia un'eccellenza da promuovere e proporre e vendere in maniera sana sul territorio, che è un territorio che è pronto per ricevere turisti da tutto il mondo. Sì, la vocazione turistica c'è, però sì. Parlavamo in molte occasioni di un'anima individualista di ogni comune. Lei riesce, come presidente del parco, a coniugare le varie anime dei vari paesi, dei 7-8 paesi che compongono il parco? Ma è la sfida, le dirò, è la sfida che ha ogni amministratore, quella di andare a smussare un po' i spigoli di ognuno, ma non per fare il padre degli altri o il papà di famiglia, ecco, sì, degli altri sindaci, ma essere al tavolo con loro, perché stiamo parlando di 9 sindaci che fanno parte dell'ente parco, e di cercare di far capire che la squadra può portare quel valore aggiunto. Già tutto quello che è l'amministrativo ad alti livelli che arriva a cascata agli enti locali ci dà l'input che dobbiamo lavorare insieme, perché ci sono altre formule oltre a quelle del parco che ci danno quella visione, ci impongono un po' quella visione, quella impostazione amministrativa oggi rispetto al passato, che è quella di lavorare insieme. Vedi le infrastrutture, vedi tutto quello che è sinergia per i servizi territoriali e quant'altro, che è un po' una chiave che io dissi anche un paio d'anni fa, quando c'è stato proposto il fatto di dire ma dobbiamo fare le fusioni con i comuni, questo e quell'altro. Io ho detto, facevo all'epoca una battuta che rifaccio tuttora, che la ritengo tuttora attuale: prima conviviamo, poi ci sposiamo. Cioè prima iniziamo a lavorare insieme con una filiera di servizi per il cittadino, che possono essere quelli del sociale, la scuola, infrastrutture, la polizia locale, e la protezione civile e tante altre cose che hanno già degli spazi e di modi di lavorare in avanti rispetto a quello che è lo statico dentro il comune. Però dobbiamo, secondo me, avere quella capacità di consapevolezza che un territorio deve e può lavorare insieme per portare un valore aggiunto, anche perché le economie sono sempre meno, il costo fisso dei dipendenti di ogni comune c'è sempre, e quindi noi dobbiamo lavorare sia come ente parco che come comune, dobbiamo lavorare in sinergia per costruire chiamiamola una piattaforma territoriale per creare servizi, per dare servizi. Io credo che questo sia il valore aggiunto del futuro. E lei ha parlato di matrimonio e convivenza. La convivenza come va adesso? La convivenza... Siete quasi pronti per il matrimonio o no? No. Dobbiamo mettere, io sto parlando con diversi comuni, ma al tavolo dei 9 lo dico sempre, dobbiamo secondo me mettere insieme, senza arrivare al discorso che potrebbe essere anche un argomento di un prossimo futuro, un prossimo incontro con lei, però per esempio anche già le comunità energetiche stanno parlando di infrastrutturare una filiera di economia sull'energia, per esempio, al di fuori di ogni comune. Però sono argomenti che possiamo prendere in mano in futuro, però danno già un po' quella che è la griglia di lavoro, quella che è l'impostazione, quello che è l'alveo del nostro cammino futuro, perché pensare che un comune sia sì economicamente indipendente, anzi il comune Loreo ne è una prova, perché siamo sempre con cantieri aperti, quindi con opere in lavoro e infrastrutture da fare, però ecco, a livello territoriale dobbiamo ragionare insieme. A questo punto, Sindaco, un augurio? Assolutamente sì, un augurio da primo cittadino, ma da presidente del parco, ma soprattutto da cittadino del Polesine, che è quello di fare i migliori auguri, perché comunque quando si parlava prima di tirare una linea, perché a fine anno si fanno un po' chiamiamole la resa dei conti, chiamiamola appunto situazione, chiamiamola un po'
di ripercorrere l'anno che è passato per guardare al 2024. Purtroppo quest'anno abbiamo visto attraverso i media un incremento delle guerre a livello mondiale, vediamo il Medio Oriente, e soprattutto noi ci ha colpito, anche le nostre comunità ci hanno colpito, perché questi femminicidi per esempio sono in evoluzione purtroppo di aumento di numeri, che è un aspetto sociale negativo. E quando parliamo che del 2023 verso il 2024 in una società come la nostra, una società che ci riteniamo una società moderna, purtroppo abbiamo ancora questi omicidi, e spesso avvengono dentro le mura familiari, che è brutto sapere e pensare che questo succeda. Detto questo, dobbiamo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, che è quello di fare gli auguri ai nostri cittadini e a tutti i cittadini del Polesine, perché possa essere senz'altro un momento di stare insieme in famiglia, per poter vivere in famiglia con i propri cari e condividere questo momento del Natale, del Santo Natale, e soprattutto che sia un anno fruttuoso, un anno buono, il 2024, che ci possiamo e si spera buttare alle spalle le cose negative per poter guardare avanti ed avere ed incontrare cose positive per tutti.